Benvenuto al punto di San Daniele del Friuli, Pietro Valente. Come stiamo, sindaco? Tutto bene, Enzo, grazie. Tutto a posto, bene. Allora, l'estate a San Daniele prosegue in pratica. Sta proseguendo bene, dire, con grande soddisfazione vediamo tanti turisti finalmente tornano in quel di San Daniele, tanto turismo nazionale, ma anche tanti austriaci, quindi turismo estero. Quindi direi molto bene, al di là delle previsioni che potevamo avere solo qualche mese fa. Bene, questo mi fa piacere. Vi state preparando anche per la ripresa, per esempio, con le scuole, no? Avete fatto dei lavori sicuramente e tu avrai un momentino fatto di sopralluogo per controllare, perché conoscendo la tua attività, questo sarà stato. Ma dell'attività del sindaco, quella di seguire i cantieri e andare a fare sopralluogo alle nostre strutture, è una delle cose che più mi piace e quindi la faccio volentieri. Per quanto riguarda le scuole, sì, abbiamo completato i lavori di ristrutturazione a gennaio dell'anno scorso, abbiamo già iniziato nello scorso anno scolastico ad accogliere bambini e quest'anno ho la soddisfazione da Comune di San Daniele, da sindaco, di poter dare una mano al Comune di Dignano ed accogliere i bambini delle primarie di Dignano nelle medie di San Daniele. Questo per aiutare proprio un collega sindaco e un comune con termine a poter fare a loro volta i lavori di ristrutturazione delle loro primarie. Quindi San Daniele che aiuta il territorio vicino e questo può far piacere al sindaco di San Daniele, deve far piacere e deve rendere orgogliosi anche i cittadini di San Daniele. Perfetto, allora parliamo subito che San Daniele ha dato una mano a costruire la nuova comunità collinare. Ecco, parlaci di qualcosa di questa comunità che mi pare che l'avete costruita in maniera granitica, così mi raccontano. Sì, la comunità collinare diciamo che non l'abbiamo costruita noi perché è un'eredità di oltre 50 anni di storia di questo territorio. Ovviamente il comune di San Daniele è un comune importante di questa comunità, il più grande dal punto di vista della popolazione, sede dell'ospedale, del comprensorio, quindi è il comune anche più importante, forse blasonato e conosciuto di questo territorio, è uno dei più conosciuti del Friuli Venezia Giulia. Quindi abbiamo anche il doppio ruolo di avere l'onore di questa nostra storia e l'onere insomma di fare il portabandiera e anche i fratelli maggiori di tanti comuni che magari hanno qualche difficoltà. Ecco che San Daniele in questo contesto cerca di aiutare tutti per il possibile, evidentemente. All'interno della Collinare siamo uno dei 15 comuni, tutti uguali all'interno della Collinare, perché tutti valiamo uno al di là della grandezza, dello spessore o della diciamo nomea che si ha, ed è questo uno dei fattori importanti, che siamo tutti uguali e tutti quanti lavoriamo insieme per migliorare il nostro territorio, che in queste settimane è sulla cresta dell'onda delle notizie, insomma, per quello che riguarda il suo futuro, che è un futuro di potenziamento per questa nostra struttura d'eccellenza, e quindi un futuro roseo. Poi sì, chiaramente ci sono tanti altri progetti. In questi giorni presenteremo il progetto sulle comunità energetiche rinnovabili che la Regione ha da poco finanziato con 5,4 milioni di euro e che permetterà la costituzione di oltre 50 comunità energetiche dentro i 15 comuni della Collinare. In questo San Daniele è apripista perché siamo i primi a partire con il progetto e già a settembre avremo la nostra prima CER che nasce, si chiamerà CER San Daniele 1. Bene, molto bene. E stanno andando avanti anche i lavori, il tuo progetto sulla biblioteca, no? Guarda, è un progetto che ne abbiamo parlato anche in passato, che ha animato molto questa città con posizioni anche differenti. Io sono contento che la Regione ha riconosciuto in questo progetto una strategicità per la Regione stessa. La biblioteca guarneriana antica è la biblioteca più antica appunto della Regione Friuli Venezia Giulia, una delle più antiche d'Italia e d'Europa come biblioteca di pubblica lettura, e anche una di quelle diciamo più importanti dal punto di vista del patrimonio. Su questo progetto di valorizzazione la Regione, in particolare l'assessore Tiziano De Gibelli, prima l'assessore Roberti poi che ci ha finanziato assieme alla Gibelli e Federica che insomma ha messo il fiocco sulla torta con un contributo speciale volto all'acquisto del Monte di Pietà, ci crede molto. In concertazione poche settimane fa abbiamo ottenuto 2 contributi importantissimi, anche ingenti,
1.710.000 euro per l'acquisto del Monte di Pietà in piazza San Daniele, che diventerà sede della biblioteca moderna e poi anche del municipio, e sempre in concertazione altri 2,5 milioni per ristrutturare quell'immobile, proprio per spostare la biblioteca moderna da dove si trova adesso in una nuova location, a 2 passi, diciamo, da dove si trova oggi. Con questo cosa facciamo? Andiamo a liberare un palazzo, che è quello dell'ex Albergo Italia, dove intendiamo valorizzare la biblioteca guarneriana antica col suo patrimonio e quindi renderlo fruibile ai turisti. Dicevo in apertura che vediamo tanti turisti arrivare a San Daniele, dobbiamo anche mettere a loro disposizione delle cose da vedere e permettergli di conoscere il patrimonio inestimabile che la guarneriana e quindi i sandanielesi proteggono e conservano in nome per conto dell'universo mondo. Quindi noi lo conserviamo, lo proteggiamo, però dobbiamo mettere a disposizione di tutti, e niente di meglio che un progetto come questo per la valorizzazione. Certo, naturalmente siete impegnati anche per dare un impulso al turismo, come dicevi, e naturalmente all'economia della città di San Daniele, no? Come butta, tra virgolette, sindaco? Perché non avete potuto fare i grandi eventi, ma siete pronti, scalpitate, perché so che state progettando e quando arriverà di nuovo quest'area di festa, probabilmente si riserverà all'universo mondo San Daniele. Ci stiamo preparando e diciamo che in questi anni abbiamo lavorato molto per riaffermare il nome di San Daniele in Friuli e in Italia e forse anche nel mondo. Abbiamo diversi progetti di tipo culturale, di tipo cicloturistico, di tipo sportivo, di tipo enogastronomico, che stanno facendo breccia su diversi fronti, e questo porta la popolarità di San Daniele a crescere. E gli effetti di questo turismo, di queste settimane di luglio ed agosto, che sono state davvero forti, chiaramente proviene anche da questi eventi. Il Giro d'Italia che abbiamo portato a San Daniele, l'arrivo del Giro d'Italia, con un arrivo a circuito, per cui 3 ore di mondovisione, stanno dando i loro frutti. San Daniele è stata rispolverata, è tornata ai fasti di un tempo, credo anche che possa superarli. Sul progetto del Dante guarneriano nell'anno dantesco siamo arrivati a portare il nome di San Daniele sull'Amerigo Vespucci, e quindi utilizzando questo ambasciatore dell'Italia nei mari del mondo stiamo portando un pezzo di San Daniele in giro per i porti che il Vespucci tocca, e quindi anche questo aiuta a crescere la popolarità. Poi dobbiamo dire la verità che il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, attraverso la sua attività di tutela del prodotto d'eccellenza del nostro territorio, per quanto riguarda l'enogastronomia, ma anche dell'ambiente, che è il genitore 1 e il genitore 2, padre e madre di questo nostro prodotto eccellente, diciamo che riesce a promuovere bene quello che è il territorio di San Daniele, dal tagliamento alle colline alla parte anche culturale, insomma. Ecco, senti, dopo tante rose qualche spina c'è, no? Mi pare che il consigliere Grafoma che tu hai beccato, tra virgolette, ti ha dato un dispiacere, insomma, perché insomma, quando l'amministrazione sta lavorando, avere questi problemi non fa mai piacere, ecco. Come sta andando la cosa? Si è dimesso intanto? Sì, è una spina che mi ha fatto sanguinare parecchio, una puntura che forse ancora sanguina per quello che mi riguarda, perché non mi sarei mai aspettato che un consigliere, al di là del consigliere di maggioranza, che un consigliere in generale potesse compiere un gesto del genere. Mi sarei sorpreso di aver diciamo, trovato o colto sul fatto qualsiasi persona a me conosciuta, perché non ci si aspetta mai da nessuno che si conosce delle gesta di quel tipo, anche perché devo dire la verità che tutto quello che è successo e che ha avuto come diciamo, esito scritte sui muri in questi mesi, in questo anno e mezzo forse, no, di amministrazione colpita appunto da questi episodi, ogni volta mi hanno fatto penare. Il giorno dopo la scritta ho sempre penato molto, pensando chi poteva essere, quali erano le motivazioni, il perché colpisse la città in questo senso. Diciamo che il sindaco ed io, quando siamo nel compito quando diciamo assolviamo il nostro compito, non guardiamo in faccia a nessuno, è successo che ho sorpreso questo consigliere, lì per lì non ci ho pensato nemmeno un secondo, ho avvisato le forze dell'ordine e da lì poi c'è stato quello che c'è stato, quindi siamo arrivati alla evidentemente denuncia del fatto formale, e poi anche dal punto di vista del ruolo del consigliere anche ad ottenere, facendogli un ragionamento molto schietto e anche molto duro, se vogliamo, le sue
dimissioni, ricordando che comunque un consigliere può dimettersi solo spontaneamente, non può essere se non con una moral suasion, ecco, ma non c'è altro spazio di manovra che la volontà del singolo consigliere di abbandonare il ruolo che gli elettori gli hanno affidato. Bene, comunque adesso, diciamo così, il vascello San Daniele ha ripreso la via dei mari della politica. Ecco, tu ti occupi anche di politica, perché so che qualche idea la metti, sei un attivista. Ecco, ti preoccupa questo momento dell'Afghanistan, dove qualche migrante potrebbe arrivare dalle nostre parti, cioè più di qualche migrante? Ma devo dire che per quanto riguarda San Daniele, se guardiamo l'effetto o le problematiche di migranti, è tutto sommato salva negli ultimi anni e negli ultimi mesi da qualsiasi tipo di flusso. Anche l'immigrazione regolare che arriva dai confini via terra a San Daniele ancora non ha trovato una rotta di passaggio e nemmeno di arrivo. Per quanto riguarda la parte politica, e quindi se guardiamo l'Afghanistan, io sono per l'idea che chi scappa da situazioni di pericolo, come l'Afghanistan, vada accolto, gli italiani sono i primi ad accogliere. Allo stesso modo che dico che dobbiamo avere le braccia aperte verso chi scappa da situazioni effettivamente di pericolo, di disastro, e l'Afghanistan è un esempio, devo dire che dobbiamo mantenere porti chiusi, confini chiusi, verso chi invece non scappa da queste situazioni, ma viene solo a cercare una vita migliore, viene magari a delinquere, lo fa senza rispettare le regole giuste della immigrazione, quindi senza documenti, e anche in una situazione di pandemia come quella attuale, mettendo a rischio tutti gli sforzi che noi stiamo facendo. Tu, Enzo, hai intervistato tanti sindaci in questi mesi, hai visto e ti avranno raccontato tutti i miei colleghi quanto è stato difficile il nostro ruolo per cercare di dominare, di aiutare, di sostenere la popolazione ad affrontare questa vicenda della pandemia, che è qualcosa che nessuno di noi ha studiato a scuola, non è stato preparato e deve gestirla così. Quindi vedere che arrivano delle persone senza controlli, che sono portatrici di quel virus, ma anche di altre purtroppo malattie, in un momento che ci vede così sotto pressione sul piano dell'aspetto sanitario, diciamo che non mi trova favorevole e trovo in me un sostenitore della linea dura. Porti chiusi e aiutiamo, se proprio c'è bisogno, a casa loro queste popolazioni. Pensando sempre però prima agli italiani e nel mio caso prima ai sandanielesi. Perfetto, benissimo, la tua tesi è perfetta, e prima di ringraziarti ti chiedo solo una considerazione sugli aumenti che la Regione ha disposto per i sindaci. Cosa ne pensi? Hanno fatto tutto quello che potevano, oppure la coperta è corta? Io credo che abbiano trovato una buona soluzione. Io da sindaco, assieme a tutti i miei colleghi, ho portato avanti questa battaglia, che non è una battaglia di rivendicazione, ma è dare equità e dare soprattutto un sostegno ai sindaci dei paesi più piccoli. Già San Daniele è una città di 8.000 abitanti, quindi insomma ha una certa dimensione. Ma io conosco dei colleghi di paesi più piccolini, anche qui all'interno della Collinare, che purtroppo devono fare front office, devono fare le carte d'identità, devono firmare pratiche edilizie senza avere il PO a disposizione, quindi senza avere un supporto tecnico, e sono veramente in difficoltà. Non hanno personale, veramente devono dedicarsi giorno e notte a questa missione. Non devono essere pagati per questo, ma secondo me un supporto nel poter affrontare la situazione, questo sì. Quindi condivido quello che è stato fatto, ma credo che trasversalmente tutte le forze politiche, anche i diversi livelli, non solo quello dei sindaci, abbiano spinto in questa direzione proprio perché oggettivamente era ora di mettere mano a questo capitolo, insomma. Spero che adesso mettano mano al capitolo del personale. È importante che ci aiutino a rafforzare il personale delle nostre amministrazioni, tutte escluse, dalle grandi alle piccole. Bene, caro sindaco, grazie per la chiacchierata, il tempo che mi hai dedicato. Naturalmente sei sempre benvenuto ospite in questa trasmissione. Naturalmente auguri a te e a tutti i sandianelesi e, come si dice, buon lavoro. Grazie Enzo, vi aspettiamo te e i vostri telespettatori, i nostri telespettatori friulani qui a San Daniele, patria del prosciutto e anche culla della cultura, grazie alla Guarneriana. Mandi. Mandi Enzo.